finale con il basket femminile sul parquet del Palarestivo. Alle mie spalle si stanno scaldando, mancano ormai meno di 10 minuti al via, la palla 2 della sfida tra Virtus Cagliari e Broni, una sfida proibitiva per le ragazze di Nello Schirru, le ragazze cagliaritane, fanaline di coda di questo girone A contro una delle corazzate del torneo. Al mio fianco lo vedete il presidente Riccardo Fava, che ringrazio per la disponibilità. A pochi minuti dalla partita, presidente, allora con che animo si affronta questa sfida? Abbiamo detto pronostico chiuso, però insomma si parte sempre da 0-0, si dice così. Certamente, buonasera innanzitutto. Pronostico è chiuso per modo di dire, insomma, noi speriamo che succeda come Davide e Golia. Molte volte mi ricordo un episodio del Cagliari che aveva vinto il campionato, era stato battuto nel Palermo l'anno in cui aveva conquistato lo scudetto, era stato battuto da Fanalino di Col, ma adesso indipendentemente da questa battuta la squadra di Broni è strutturata per fare il salto di qualità e salire in A1. Noi siamo ancora alla ricerca della nostra identità, stiamo cercando di trovarla, fermo restando che magari questa non è proprio la partita ideale per poter riuscire a conquistare i primi 2 punti. Di certo le ragazze hanno più voglia di me, più fame di me di punti per poter finalmente festeggiare una vittoria. Se ci dovessimo riuscire oggi sarebbe sicuramente un colpaccio, fermo restando che ho detto alle ragazze che anche perdere di 5 o di 10 per me è sempre una vittoria. L'importante è non dargliela vinta e giocare bene, e cercare di giocare bene e migliorarsi. Terzo impegno consecutivo in casa, Carugatte, abbiamo detto il KO aveva fatto molto male, poi contro Crema quali risposte ci sono state, nel senso quali indizi positivi se ci sono stati? La squadra diciamo che sta migliorando gradualmente, pian piano, soprattutto in collegamento al miglioramento di qualche giocatrice dal punto di vista fisico, nello stato di forma di Carolina Scibelli è in crescita, lei è ancora alla ricerca della sua forma e della sua situazione ottimale, diciamo, come professionista, perché è reduce da uno fastidioso infortunio e quindi ha dovuto curarsi. Ora come ora sta riprendendosi bene e speriamo sempre che il discorso di migliorarsi sia anche collegato alla fase di miglioramento suo, perché poi stiamo ancora cercando di trovare delle avversarie da poter battere. Per chiudere, un ingrediente di questa giornata è il ritorno qua da avversaria di Angela Dettori, le ha detto qualcosa, insomma sarà un pizzico di pepe in più a questa sfida. Sono arrivato un attimo in ritardo e non ho avuto tempo di abbracciarla perché è una carissima ragazza e la conosco da bambina, quindi è amica di mia figlia e l'ho frequentata, abbiamo appunto avuto modo di frequentarci tantissimo. Adesso la saluterò sicuramente con più passione di quanto è stato il salutino che le ho fatto quando è entrata. Lei è una ragazza che sta facendo anche bene, tra l'altro è un Broni perché sta cercando di migliorarsi sempre più, è contentissima di questa esperienza e noi siamo contenti per lei perché è giusto che cresca, se ha la possibilità di farlo con Broni è giusto che sia così. Allora, grazie mille al presidente Riccardo Fava, chiaramente una buona partita a lui, in bocca al lupo alla Virtus, in bocca al lupo anche al Broni e ovviamente il nostro saluto va a tutti quelli spettatori appassionati, tifosi che ci stanno seguendo chiaramente dalla Lombardia in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Io mi stacco solo per un attimo dall'inquadratura di Andrea Farris, dal microfono, il tempo di recuperare la nostra postazione di commento e poi chiaramente sarà Broni contro Virtus Cagliari, il racconto di questa partita molto molto importante per entrambe. Come detto, pronostico chiuso, ma insomma si cercherà la sorpresa per la Virtus Cagliari, si cercherà invece il 6º risultato utile consecutivo per le ragazze lombardi. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. La sfida dunque tra Virtus Cagliari e OMC Cingoli Broni, formazione capolista del girone A del campionato di Serie 2 di basket femminile, un campionato che sta vedendo appunto le ragazze di coach Roberto Sacchi dominare la scena, già battuta un'avversaria come il Sanga Milano targato Ponte Casadasta, un avversario chiaramente tra i più quotati di questo campionato e quindi questo dà la dimensione della formazione lombarda, oggi ospite al Pala Restivo, un Pala Restivo che si presenta comunque con una buona cornice di pubblico nonostante l'orario appunto e soprattutto il giorno
infrasettimanale, una Virtus che viene da 2 sconfitte casalinghe consecutive contro Carugate e contro Crema, 2 sconfitte che hanno fatto molto male, in particolare la prima. Chiaramente Carugate avversario diretto per la salvezza, e Carugate che ha vinto sulla Sirena contro le ragazze di Nello Schirru, un Nello Schirru che ha seguito il riscaldamento delle sue ragazze in maniera molto attenta, molto serio, in volto Nello Schirru sul cerchio di centrocampo a guardare tutto il riscaldamento delle bianco-blu, segno insomma, ma davvero non c'era bisogno di questa ennesima conferma, segno dell'importanza che ormai sta assumendo ogni partita per la Virtus. La sconfitta contro Carugate ha dato un brutto colpo alle cagliaritane, chiaramente sono quelle le partite che vanno portate a casa. La Virtus non ci è riuscita, per di più non ci è riuscita in casa, e allora lo scenario si è ulteriormente complicato per le isolane. Virtus Cagliari che adesso è chiaramente raccolta come il Broni attorno al suo allenatore, ultimi suggerimenti dai 2 coach, dallo staff, l'assistente di Roberto Sacchi che è Claudia Cavenaghi, mentre per Nello Schirru ci sono al suo fianco Claudio Cappelli, Nando Lai e Mario Vascellari. Come sempre tra poco scopriremo anche quelli che sono i 2 quintetti scelti da Sacchi e Schirru. Tanti temi di questa sfida, chiaramente sempre un piacere vedere davanti alle nostre telecamere, davanti ai nostri occhi, una formazione molto quotata come è quella del Broni, quindi una squadra di assoluto livello, squadra che annovera tra le sue fila, l'abbiamo detto nel prepartita con il presidente Fava, l'abbiamo detto Angela Dettori, classe 96, prodotto di casa Virtus, ex di turno chiaramente fino all'anno scorso in maglia bianco-blu. Quest'anno una grande esperienza con Broni, un salto di qualità per lei, per la sua carriera, per la sua crescita cestistica. Allora vedremo quello che saprà fare, se Angela Dettori patirà un pochino l'emozione di giocare su quel parquet che l'ha vista crescere sin dagli inizi, davvero dai primi tiri a canestro. Ma c'è anche un'altra giocatrice nel Broni che conosce bene questa atmosfera, l'atmosfera cagliaritana, è Agnese Soli. Abbiamo vista in canotta Cuscagliari, la numero 17 del Broni, che chiaramente è una delle giocatrici più importanti per coach Sacchi. Andiamo a vedere rapidamente i 2 roster, poi come detto vedremo anche i quintetti. Virtus che porta a referto Mia Masic, quindi Silvia Loi, Sabrina Pacilio, Capitan Beatrice Mastio, Valentina Mura, Laura Porcu e Giada Ballardini, assieme a Valentina Lusso, Carolina Scibelli, Eleonora Zizola, Laura Bettoli e Giada Podda. Queste ultime 2 ovviamente tra le più giovani del gruppo, classe rispettivamente 98 e 99. Per il Broni c'è Arianna Landi col 6, Virginia Galbiati col numero 7, quindi il numero 8 Enrica Pavia, il numero 11 appunto Angela Dettori, il 12 Maia Bratka, il 13 Giulia Vanin, 14 Sofia Savini, Arianna Zampieri il capitano col 15, Laria Bonvecchio col numero 16 e quindi Agnese Soli come detto col numero 17. Andiamo a vedere dunque i quintetti. Broni che scende in campo con Galbiati assieme a Bratka, Agnese Soli, Arianna Zampieri e Arianna Landi. Per la Virtus c'è Giada Ballardini con Eleonora Zizola, Mia Masic, Carolina Scibelli e Sabrina Pacilio. Dunque quintetto chiaramente il migliore possibile, almeno sulla carta, per la Virtus. Subito dalla palla 2, la palla dentro per cercare l'appoggio al vetro di Arianna Zampieri, che viene in qualche modo fermata dalla difesa della Virtus. Partenza subito con il possesso per il Broni, il tocco dentro, la rimessa dentro per Virginia Galbiati, che però conclude in maniera sporca, non trova neanche il canestro, il ferro. Palla dentro per Mia Masic, lo scarico per Scibelli, una palla difficile, riesce ad avere il taglio dentro di Sabrina Pacilio, che poi trova molto bene Eleonora Zizola, appoggia al vetro i primi 2 punti della partita per la Virtus, che è avanti 2-0 dunque contro il Broni. Appuntamento con la 6ª giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile, appuntamento infrasettimanale, va fino in fondo, appoggia al vetro Virginia Galbiati, che aveva sbagliato la tripla, ha seguito però il suo stesso tiro corto, palla che ha sbeccato il ferro, poi il rimbalzo della numero 7 che ha trovato l'autostrada fino al tabellone. Palla dentro ancora per Pacilio,
che si gira bene, appoggia al vetro, difese in avvio un pochino disattente, tanto spazio per gli attacchi, e Sabrina Pacilio, che prima aveva fatto un grande assist per Zizola, stavolta si mette in proprio, appoggia il 4-2, diventa 4-4 subito col canestro di Capitan Zampieri a 8 minuti e 46 dalla fine del primo periodo. 4 pari, attacchi subito molto lucidi, il ribaltamento di Ballardini per Zizola, tiro dalla media, non bellissima la meccanica di tiro di Zizola, che però trova il canestro del 6-4, 100% dal campo per la Virtus. Palla dentro per Batka, ben contrastata da Scibelli, propizia il recupero perfezionato da Giada Ballardini, che va ancora a ribaltare per Mia Masic, la tripla dall'angolo di Masic, corta, palla controllata col rimbalzo da Batka, classe 92, Maja Bratka a segno il pareggio a quota 6 per Broni, e palla adesso gestita da Sabrina Pacilio, che va a isolarsi sul lato destro, tutte le compagne invece sul lato opposto, poi iniziano a muoversi, riceve Scibelli, ancora fuori da Pacilio, il blocco portato da Zizola, poco spazio, ottima difesa per Broni, il ribaltamento di Scibelli per Masic, che trova il canestro dalla media, 8-6. Attacco per il momento davvero ottimo della Virtus, sta tenendo percentuali davvero incredibili, e sì, che se dovesse riuscire a mantenere questo rendimento potrebbe fare partita pari contro Broni. C'è subito time out chiamato da Nello Schirru, che vuole subito parlarci su dopo il canestro troppo facile arrivato, gli ultimi 2 canestri troppo facili arrivati per Broni. 7 minuti 24 secondi alla fine del primo quarto, il punteggio dice 8-8 tra Virtus Cagliari e Broni, e noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi riprenderemo ovviamente in diretta dopo il time out. Time out di coach Nello Schirru indirizzato soprattutto a Mia Masic. Chiaramente non sono piaciute le difese della giocatrice più importante dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista offensivo della Virtus. Troppa pigrizia difensiva, le ha detto nettamente, si è sentito chiaramente, ha detto una volta sì può scapparti, ma non può sistematicamente batterti così facilmente, non possono avere canestri così semplici, perché altrimenti è davvero inutile preparare qualsiasi cosa, davvero inutile senza l'applicazione al 100% pensare di giocarsela, di provare a fare il miracolo alla quale è chiamata oggi la Virtus. Vediamo adesso l'azione offensiva del Broni con Agnese Soli, che va dentro da Batka, il duello fisico con Zizola, molti kill in più per Batka, che comunque viene contratta bene. Broni con qualche difficoltà, il ribaltamento deve forzare da 3 Galbiati, arriva un tiro sporco, è un mattone, ma frutto di una gran difesa della Virtus, che adesso può andare dall'altra parte con Ballardini, da questi a Pacilio, il passaggio per Masic, il blocco portato da Scibelli, Masic deve andare a sinistra, riesce ad arrestarsi, trova un tiro non preciso, Masic che come sempre cerca la partenza sul lato sinistro, Pacilio cerca in maniera un pochino troppo golosa la palla sin dall'inizio dell'azione, commette il fallo la numero 8 della Virtus, il primo fallo della sua partita. L'azione quindi è ancora del Broni con Agnese Soli, abbiamo detto ex Cus Cagliari, è arrivata l'anno scorso al Cus, una buona stagione per lei con la formazione di Antonello Restivo, l'8° posto in regular season, gli storici playoff giocati, il primo turno perso poi contro i campioni d'Italia di Schio. Va adesso in campo aperto la transizione di Galbiati, rientra però bene il duo Ballardini-Masic, deve rallentare Broni, lo scarico fuori per Soli contro Masic, vediamo se Soli andrà ad attaccare, no, si ferma il palleggio, va da Zampieri che cerca di andare al lato sinistro, lo scarico per la tripla di Batka, a segno, più 3 Broni, 11-8. Si era trovata in difficoltà Broni, ma poi ha trovato molto bene le spaziature, lo scarico per Batka che ha preso una gran tripla, ha trovato il canestro. Chiaramente se Batka comincia anche a punire dall'arco diventa complicato arginarla per la difesa della Virtus, che a quel punto faticherebbe a fare una scelta contro la numero 12 delle Lombarde. Lo scarico per Galbiati, anticipata da Ballardini, che però per salvare la palla la tocca all'indietro e
serve un assist comodo per Galbiati, che segna e subisce il fallo e firma il primo allungo Lombardo. 13-8 con la numero 7 anche in lunetta, e a 5 minuti e 9 possono diventare 6, diventano 6 i punti di vantaggio della OMC Cingoli sulla Virtus Cagliari. Primo cambio operato da coach Sacchi con l'ingresso di Ilaria Bonvecchio, classe 94. Riposo per Galbiati, sicuramente tra le più attive in questo inizio. La palla dentro per Masic, rischia l'infrazione dei passi, poi va a prendersi un tiro da sotto molto complicato, chiede un fallo che però non c'è. Gli arbitri, che sono Marsico e Rubera, entrambi della sezione di Roma. Soli, scarico per Landi, bello step back per la numero 6, che però non trova neanche il ferro. Allora la palla è per Pacilio, subito dentro da Masic. Buona questo tentativo di andare in sotto canestro in posizione profonda per la Virtus. Arriva però la buona lettura difensiva e la rimessa con 17 secondi sul cronometro dei 24 per la Virtus. La rimessa di Pacilio, non si intendono però Pacilio, Masic e Zizzola. Palla persa dalla rimessa, palla direttamente in braccio alle riserve virtusine. 2 i falli di squadra per la Virtus, 0 ancora per Broni, con Soli che si arresta sul perimetro. La palla ricevuta in punta da Zampieri, che va ancora da Soli, prende la destra. Soli va a scaricare fuori per Zampieri, lo scarico che era stato di Bonvecchio. Ancora il rimbalzo, la palla ancora gestita da Bonvecchio. Zampieri, circolazione poi ancora per Soli, che rinizia. Soli questa volta prova a mettersi in proprio, scarica per la tripla, ancora una mattonata da parte di Arianna Landi, e palla che viene dunque recuperata dalla Virtus con il cambio ancora una volta operato da coach Sacchi, che manda in campo Enrica Pavia al posto proprio di Arianna Landi, un'altra che ha giocato molti palloni in questi primi 6 minuti abbondanti di partita. La regia adesso è affidata già da Ballardini contro Agnese Soli. Ballardini ferma il palleggio, trova molto bene dentro Scibelli e trova 2 punti importanti la Virtus per provare a riprendere il filo del discorso. Un'ottima Virtus in questa primissima parte di partita, sta provando con le unghie, con i denti, con attenzione, con applicazione a mettere un po' di granelli di sabbia negli ingranaggi di Broni. Ancora Soli come sempre a destra, scaricare fuori per Enrica Pavia, che però commette infrazione di passi in partenza. Non è convintissima la numero 8, ma insomma sembrava esserci l'infrazione. Eccola allora l'esordio nella partita per Angela Dettori, l'abbiamo detto ex Virtus Cagliari, prodotto del Casabianco Blu, un parquet che conosce davvero sin da quando era piccina, e vedremo l'impatto sulla parità della ragazza classe 96 cagliaritana. L'uscita è stata di Zampieri per Angela Dettori, adesso c'è Pacilio, il blocco porta da Zizzola, 6 secondi e la Virtus ancora deve cominciare qualcosa. Scibelli prova a mettersi, 1 secondo per andare al tiro, trova il canestro con l'aiuto delle idee del basket. Qui Scibelli, è un canestro ancora una volta tutto energia, tutto volontà e soprattutto foriero di ottimismo per la Virtus. Ha bisogno di queste scariche di adrenalina, prova a spenderla subito Bonvecchio, ma il suo tentativo dalla distanza è sbagliato. Contropiede, lancio lungo per Masic contro Dettori, Masic pareggia a quota 14, elude proprio l'intervento, la difesa di Angela Dettori. Parità a quota 14 tra Broni e Virtus Cagliari, in una parità davvero molto bella. 2:35 alla fine del primo quarto, un attimo di pausa, poi di nuovo in diretta su direttasport.it. Di nuovo in campo sul 14 pari, 2 minuti e 30 alla fine del primo quarto, e la Virtus è riuscita a rientrare da 8 a 14 a 14 pari, break di 6-0, lo scarico fuori per la tripla, ancora una volta sbagliato, sta tirando male da 3 Broni. Pavia qui sbaglia il tentativo dalla distanza, prova a correre la Virtus, deve cercare di farlo per trovare impreparata la difesa. Stavolta il recupero di Angela Dettori poco fa, prima del time out chiamato da Sacchi, beffata proprio da Mia Masic. Dettori prova subito a incidere su questa partita, si schianta però sulla base inferiore del tabellone, e allora ancora
palla in mano per la Virtus, Ballardini da Pacilio, marcata da Assoli, ha completamente oscurato il cielo sopra di sé Sabrina Pacilio, che infatti alla fine perde palla, contropiede guidato da Angela Dettori per Enrica Pavia e nuovo vantaggio Broni 16-14, 1:40 e Virtus ancora costretta a inseguire, ma partita assolutamente viva in questo primo quarto, assolutamente divertente. Stiamo vedendo davvero dell'ottimo basket, ritmi non elevati, probabilmente Broni un po' anche destabilizzato dalla partenza della Virtus, chiaramente anche dal fattore trasferta, viaggio, non è mai facile venire in Sardegna per le questioni logistiche, come ed bisogna ribadirlo, non è facile ogni 2 settimane per le formazioni isolane sostenere i viaggi per andare a giocare appunto in trasferta, quindi con una componente comunque sempre da tenere in considerazione. Il cambio operato da Nello Schirro, che manda sul parquet Beatrice Mastio, Capitan Mastio, al posto di una Sabrina Pacilio chiaramente stanca, che ha bisogno di rifiatare. La rimessa affidata a Pavia, gioca vicino con Batka, prova ad andare dentro, raddoppiata, poi appoggia al vetro, sbaglia, recupera la palla Dettori, sbaglia anche lei, ancora Batka, la lotta premia però Carolina Scibelli. Virtus molto presente in difesa, che sta davvero facendo molto bene sui due lati del campo. Riceve adesso sul lato destro Masic, chiaramente cerca il lato mancino e ovviamente Bonvecchio le chiude il lato mancino perché ha chiaramente studiato la numero 4 della Virtus. Il tiro invece di Masic è preso e sbagliato e la rimessa sarà affidata proprio a Angela Dettori. Cambio con il ritorno in campo per Arianna Zampieri, capitano della formazione pavese, fuori prima parte di riposo per Batka, che va a respirare. Meno di 40 secondi alla fine del primo periodo. Zampieri, circolazione perimetrale per Pavia, che prende un tiro sbagliato, neanche il ferro per la numero 8, raccoglie poi lei stessa la palla. È suo però l'ultimo tocco prima che la palla termini fuori, e allora rimessa Virtus con 33 secondi. Non può ovviamente andare fino in fondo la Virtus, palla gestita da Mastio, ancora la numero 9 contro Virginia Galbiati. Lo scambio con Ballardini, che manda via la sua numero 9, si isola sul lato destro Ballardini, riceve proprio in punta Mastio. Il fallo da parte di Pavia, che aveva cercato di anticipare il capitano cagliaritano, e allora sarà ancora rimessa per la Virtus. 14 secondi per concludere questa azione. La palla gestita da Scibelli, che prova a buttarsi dentro contro Angela Dettori. Gran movimento di Scibelli, fallo terminale qui di Angela Dettori, che non è d'accordo, dice è caduta da sola su di me, ma secondo gli arbitri c'è il fallo della numero 11. Saranno 2 liberi per Scibelli, a coronamento di un davvero ottima applicazione offensiva e difensiva delle ragazze di Nello Schirro, che stanno facendo una partita in questo primo periodo assolutamente sopra le righe. 13 secondi dopo i liberi per chiudere questo primo periodo, punteggio che dice +2 Broni 16-14, ma Scibelli ha i 2 liberi per impattare. La numero 17 di casa sbaglia il primo Scibelli, palla che danza sul secondo, dopo il tocco del secondo ferro. Poi un lungo eterno campanile che non termina in fondo alla retina, termina invece nel canestro. Il secondo libero, 1 su 2 per Scibelli. 16-15 Broni, palla in mano, può andare fino in fondo la squadra di Sacchi. Prova invece la tripla Zampieri, una tripla un po' sporca, ma che per poco non va dentro, non riesce però a mettere dentro 3 punti Zampieri. Finisce il primo periodo 16-15, vantaggio Broni, un primo periodo che ha visto una Virtus davvero encomiabile, che sta provando in tutti i modi, contro pronostico, a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista. Ancora qualche istante di pausa, poi chiaramente in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com per la diretta del secondo periodo di questa sfida infrasettimanale tra Virtus Cagliari e Broni. Si riprende dal 16-15, vantaggio Broni dopo i primi 10 minuti. Virtus dunque, che vedremo se riuscirà a mantenere ritmi e attenzione mostrata in maniera davvero anche inaspettata alla vigilia nel primo quarto. Ballardini, anzi Scibelli nell'angolo, c'è Ballardini che prende posizione contro Bonvecchio.
non riesce però a ricevere Ballardini, lo fa adesso in punta per riniziare l'azione, la palla dentro per Scibelli, gran tocco per Zizzola che poi sbaglia un rigore a porta vuota, la numero 20, clamoroso errore qui di Zizzola, sono errori che sono pesanti, la Virtus chiaramente non può oggi permettersi di sbagliare così tanto e regalare così tanto a un avversario di primo piano come Broni. Dall'altra parte però continua ad avere grosse difficoltà offensive la squadra di Sacchi e sbaglia la conclusione del potenziale più 3, contropiede, transizione guidata da Dettori che va a scaricare per Zampieri, sbaglia Zampieri, lotta sotto le planche che premia Ballardini contro la stessa Angela Dettori, il passaggio per Scibelli e si riparte da Mia Masic, come sempre Bonvecchio chiude il lato mancino a Masic, le avversarie studiano ovviamente la numero 4, sanno che predilige andare a sinistra e chiaramente indirizzano la marcatura in maniera molto molto decisa, lo avevamo visto anche dalla giocatrice del Carugate Colli nella sfida contro la Virtus di 2 settimane fa, quando aveva marcato, anzi 10 giorni fa, quando aveva marcato molto molto bene Mia Masic, portandola totalmente fuori partita. La tripla tentata da Giada Ballardini e va a segno il sorpasso Virtus, tripla completamente fuori ritmo per Giada Ballardini nell'angolo destro, canestro pesante per la numero 14, più 2 Virtus e palla gestita adesso da Bonvecchio, il blocco portato da Zampieri, lo scarico per Galbiati da 3, sbagliato, sta tirando molto male, chiama forse time out adesso Sacchi, vediamo questa azione, Masic, il taglio di Scibelli dentro, riceve Ballardini che chiama a sé Mastio che poi ha qualche attimo di esitazione, il gioco L portato adesso col blocco di Scibelli che sale in punta, si prende il fallo, il cenno d'intesa tra Ballardini, Mastio e Scibelli, qualche esitazione per le ragazze bianco-blu in attacco, alla fine è arrivato un fallo assolutamente importante per le cagliaritane, primo fallo di squadra di questo secondo periodo, 7:52 all'intervallo lungo, vantaggio Virtus 18-16 grazie alla tripla di Giada Ballardini. Ha deciso di alzare la voce Roberto Sacchi in questo time out che ha chiesto dopo le difficoltà della sua squadra e l'abbiamo sentito, chiaramente ha alzato il volume delle sue indicazioni, molto arrabbiato con le sue ragazze, vuole un cambio di passo, un cambio di attitudine, si riprende col possesso Virtus dopo il fallo subito da Scibelli, Mastio si arresta, 3 secondi per tirare, va in contropiede Galbiati, rischia il fallo sul tiro, lo commette in realtà, ha rischiato grosso il numero 9 capitano della Virtus che ha commesso fallo su Galbiati, che ha assaporato per un attimo il gioco da 3 punti, non c'è però il canestro della numero 7, cambio di coach Sacchi che manda in campo nuovamente Agnese Soli al posto di una Ilaria Bonvecchio che ha cercato di dare soprattutto energia difensiva contro Mia Masic e l'ha in qualche modo limitata. Mia Masic che è giocatrice ovviamente importante per la Virtus, giocatrice che però in questo inizio di stagione ha denotato anche i suoi limiti sia difensivi, e lo ha detto lo stesso Nello Schirru nel primo time out immediato di questa partita, sia offensivi, con una tendenza marcata a cercare l'entrata a sinistra che chiaramente la rende troppo prevedibile per l'avversario diretto che la marca. Proprio Masic adesso chiusa in un angolo con Scibelli, in qualche modo ne esce Scibelli che va a sinistra, danza sul piede perno, trova un grandissimo canestro qui Scibelli, canestro del più 3 Virtus, 20-17 il punteggio e la palla gestita da Agnese Soli, 1 su 2 poc'anzi per Galbiati dalla lunetta, il tentativo dalla media, dall'angolo per Zampieri, poi la lotta a rimbalzo tra Scibelli e Batka, premia Batka che subisce il fallo di Carolina Scibelli che sta però giocando davvero una grande partita, la stiamo vedendo forse per la prima volta sui suoi livelli che conosciamo, i livelli che l'hanno portato la Virtus a sceglierla per questa stagione. Il primo fallo della partita della numero 17. Si riprende con rimessa a Broni per dopo il fallo commesso da Scibelli su Batka, e la palla adesso gestita da
Enrica Pavia, anzi da Arianna Landi, scusate, lo scarico dalla rimessa fuori per Galbiati, che va a buttarsi dentro Pavia. Si chiude molto bene la difesa della Virtus, che sta difendendo davvero alla grande. Il no look di Giada Ballardini per Masic, in rovesciata appoggiando al vetro. Altro canestro di notevole fattura della Virtus, più 5 adesso Virtus, che era stata anche sotto di 6 punti. Virtus che continua a giocare una grande partita. Soli da Galbiati, lo scarico per Pavia uscendo dai blocchi, la tripla dall'angolo ancora una volta sbagliata. Broni che sta tirando con percentuali davvero minime e questo aiuta tantissimo la Virtus, che però ha il merito di punire dall'altra parte. Adesso Zizola tira il suo piazzato dalla media, un tiraccio che non trova minimamente neanche la retina. Giada Ballardini va a incitare la sua compagna, conclusione molto molto brutta qui di Zizola, che poteva, segnando, dare un'altra bella accelerata alla Virtus. Vediamo la reazione di Broni. Pavia, il ribaltamento per Galbiati, il taglio di Zampieri dentro è però fermato dalla difesa, la ricezione non arriva, la palla recuperata dalle cagliaritane. Mastio dentro contro Batka, ha in qualche modo un mismatch che potrebbe sfruttare in penetrazione. Batka però le chiude la strada, ancora Zizola col piazzato, è corto il rimbalzo di Scibelli, controllato in due tempi dalla numero 17, rischia, palla per Ballardini che si butta dentro, arriva il fallo di Soli. Ballardini assolutamente migliore in campo in questa prima parte di partita, quando sono 5 minuti 42 secondi alla fine del primo tempo. Virtus che continua a fare male dal palleggio, stavolta è stata Ballardini protagonista poc'anzi di un passaggio no look eccellente per Mia Masic, che in rovesciata poi ha messo dentro il 22-17, 23-17 adesso col primo canestro di Ballardini. Secondo invece tentativo che non va a segno. Ballardini che rientra e sta assumendo adesso i galloni di leader della Virtus, che vuole assolutamente dare davvero tutto in questa partita, vuole reagire a un inizio di stagione complicato. Si butta dentro Pavia appoggiando al vetro, il fallo su di lei di Zizola. 2 liberi per Enrica Pavia, che adesso in questo secondo quarto sta prendendosi molte responsabilità in attacco, non sempre con successo, ma insomma sta cercando di dare ovviamente qualità e energia al suo attacco, e adesso va in lunetta con 2 tiri liberi. La numero 8 della formazione pavese, primo tentativo sbagliato, mentre a centrocampo Ballardini va a catechizzare Mia Masic. Ballardini assolutamente protagonista del primo tempo, non solo con i punti realizzati, con gli assist, ma anche con una carica, davvero un'attenzione, un'applicazione che sta provando a trascinare le sue compagne. 0 su 2 di Pavia, che poi sul rimbalzo ha la possibilità di andare con la conclusione pesante, non vede neanche il ferro però qua Enrica Pavia, ed esce dal campo visibilmente stanca, visibilmente arrabbiata la numero 8. Un calcione alla panchina, dentro adesso Arianna Landi in quintetto con Galbiati, Soli, Zampieri e Batka. La Virtus risponde con Masic, Ballardini, Mastio. Giada Pod entrata in campo assieme a Scibelli. Ballardini ferma la palla, riceve in punta Masic contro Galbiati. Masic prova a prenderla dal palleggio, lo fa appoggiando al vetro, palla che entra ed esce. Non era comunque una conclusione facile per Masic, prova ad andare via adesso Soli, ribalta per Landi, ancora da Galbiati, circolazione ancora perimetrale per Soli, per trovare poi il taglio di Zampieri, che va a prendersi un altro fallo, e chiaramente ricevendo in maniera dinamica, profonda e complicato per la difesa arginare l'attacco in questa circostanza. E allora sono 2 liberi per il capitano dei Broni, Arianna Zampieri, classe 88. Broni che nel prossimo turno Virtus, scusate, che nel prossimo turno avrà un turno complicato contro Fassi Albino, ma chiaramente per la Virtus quasi tutte le partite sono proibitive, l'abbiamo detto ricordando il suo ruolino, e la sconfitta contro Carugate diventa tutto molto complicato per la Virtus, ma deve pensare parità dopo partita. Adesso c'è la gran ricezione, ancora una volta un'azione simile a quella precedente, stavolta ancora più complicata. Ballardini ha trovato Masic che sbaglia però il tentativo difficile all'indietro in movimento. Ancora la palla per il canestro di Arianna Zampieri, prova a guidare lei
Adesso Broni in questa partita dove non sta brillando certamente la capolista. Ricordiamo punteggio pieno, 5 vittorie su 5 per Broni, arrivato a Cagliari con l'intenzione di continuare il suo campionato perfetto. La palla gestita adesso da Landi, marcata da Masic che ha ricevuto male, ancora però una grande azione difensiva di Ballardini che davvero è da tutte le parti. Mastio ora va a chiarirsi con Mia Masic, che ha avuto un cenno un po' di sconforto dopo il passaggio sbagliato del suo capitano, ma Virtus, che lo vediamo nelle facce della panchina dell'allenatore, ha bisogno di unità anche negli errori, ha bisogno chiaramente di non perdere la testa, di non lasciarsi andare allo sconforto nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, nel momento in cui il Broni riesce a dare dei colpi pesanti. Lo ha fatto proprio adesso con la tripla di Galbiati, prova a rispondere Scibelli da 3 e Virtus che ancora una volta punisce dall'arco Scibelli, tripla centrale, 26-24. Questa è una gran risposta, Virtus che ha il merito di stare sul pezzo, di riuscire a rispondere per il momento colpo su colpo, soli a scaricare fuori per Galbiati, tripla dall'angolo importante, Ferro, il rimbalzo è controllato da nessuno, solo in un terzo, quarto momento da Scibelli. Lei con Ballardini stanno guidando questa Virtus. Lo scarico adesso di Mastio per Ballardini che non si fa prendere la mano, va dentro da Podda che restituisce palla ancora a Ballardini, dentro da Masic, prova a girarsi sul perno sinistro, cerca un tiro complicato danzando sul piede perno, ci chiedeva il fallo alla panchina, poi c'è la netta infrazione di passi di Arianna Landi, c'è probabilmente un time out chiamato in campo e allora ci fermiamo per qualche istante, il tempo di rifiatare, di far rifiatare anche le squadre, ritmi davvero forsennati. 2 minuti 39 secondi alla fine del primo tempo, Virtus Cagliari avanti 26-24 contro la capolista Broni. Si torna in campo a 2 minuti e 39 dalla fine del primo tempo. In campo per la Virtus fa il suo debutto nel match Valentina Mura, condizioni fisiche non perfette per la numero 10 cagliaritana, ma insomma, come già era successo nelle precedenti 2 partite, vuole provare a dare tutto per la sua squadra. Galbiati chiede il fallo, non c'è, ma ci sono 2 punti, quelli del pareggio, nuovo pareggio a quota 26. Broni adesso vuole accelerare, vuole dare la sua spinta alla partita, ma Pacilio non ci sta e trova il canestro dalla media, grande canestro di Sabrina Pacilio, riceve bene, si sistema subito coi piedi e trova il canestro del nuovo vantaggio 28-26. Palla dentro per Zampieri, canestro e fallo subito dal capitano ospite e dunque parità, quota 28, potrà andare in lunetta per il vantaggio Broni, vantaggio dopo un bel po' di tempo, 2 minuti netti alla fine del primo tempo, all'intervallo lungo, e assegno Zampieri, sicuramente una delle più positive per la OMC Cingoli, che sta adesso comandando le operazioni. Palla in mano per Mura, chiaramente bisogno di riposo per Giada Ballardini, l'abbiamo detto, la migliore delle sue, tra le sue compagne. Qui Scibelli, un'altra che sta facendo una grande partita, cerca una tripla complicata raccogliendo la palla dalla spazzatura, prova a ritardare la ripresa del gioco. Adesso Valentina Mura argina il pressing in qualche modo Zampieri, poi c'è la tripla tentata da Galbiati, tanti palloni anche per la numero 7 Galbiati, palla per Zampieri, ancora a buttarsi dentro, azione confusa per Broni, 4 secondi, la tripla aperta per Landi che però sbaglia, aveva tanto spazio al numero 6, una tripla ben presa, la palla però è ancora di Broni. Galbiati a prendersi le linee di fondo, gran difesa Virtus e recupero propiziato da Masic, perfezionato da Scibelli che è in quintetto con Mura, Podda e Pacilio chiaramente in panchina per rifiatare Ballardini, anche Zizola adesso seduta al fianco di Nello Schirru. Il fallo di Badka che si mette sulla linea di penetrazione di Masic, aveva scaricato Masic, il fallo però della numero 12 che è il primo per la classe 92, numero 12 Maia Batka. 50 secondi all'intervallo lungo, 51 anzi per l'esattezza, più 1 Broni in casa della Virtus, 29-28 il punteggio nello Schirru. Il coach della Virtus ha qualcosa da dire
agli arbitri, ma adesso si gioca. Pacilio avvicinandosi al canestro, un tiro in equilibrio precario, molto difficile, la palla contesa da Scibelli e Soli, la freccia dice possesso Broni, 41 secondi, ritorna in difesa la Virtus. Broni che è adesso in quintetto a Galbiati assieme a Soli, Batka, Zampieri e Landi, e cercherà chiaramente in questo finale di tempo di mettere un pochino di margine in più. La ricezione subito per Landi che guarda il canestro, pensa alla tripla, poi decide di andare a ragionare. Soli non si prende il tiro come quasi sempre le capita. Galbiati avvicinandosi e alzando la parabola trova un gran canestro, la numero 7 di coach Sacchi, che davvero sta trascinando le sue ragazze. La palla gestita da Masic, il blocco portato da Podda e poi Masic con la mano mancina, canestro importante per rimanere a contatto. 3 secondi sulla sirena. Soli, lo scarico per Zampieri sulla sirena, la tripla sbagliata da Arianna Zampieri. Si va al riposo lungo con Broni avanti di un solo punto, ed è questa già una grande notizia in casa della Virtus Cagliari. 31-30, vantaggio pavese, gran prestazione per la Virtus di Giada Ballardini e Carolina Scibelli. Broni di coach Sacchi che sta avendo qualche difficoltà chiaramente contro la verve cagliaritana. I migliori sicuramente per Broni sono Capitan Zampieri e Galbiati, facce piuttosto buie per le ragazze ospiti che ritornano adesso negli spogliatoi. Tra poco ovviamente sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, il secondo tempo di una sfida molto appassionante qui dal Palarestivo. A tra poco. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a direttasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Un minuto alla ripresa delle operazioni del secondo tempo della sfida tra Virtus Cagliari e Broni. 31-30 il vantaggio delle ragazze di coach Roberto Sacchi, vantaggio davvero risicato, e questa è una gran notizia di giornata per questo primo tempo. Chiaramente tutti eravamo preoccupati di quanti punti avrebbe dovuto recuperare già dopo pochi minuti la Virtus contro la capolista Broni. In realtà invece la Virtus ha tirato fuori una grandissima prestazione dal punto di vista agonistico, dal punto di vista dell'attenzione e anche dal punto di vista del gioco espresso, perché abbiamo visto un ottimo basket dalle ragazze di Nello Schirro, tanta applicazione difensiva che ha minato un pochino le certezze delle ragazze ospiti, e poi in attacco soprattutto Ballardini e Masic, ma anche Scibelli hanno davvero tirato fuori una grande prestazione che nei primi 20 minuti ha messo in grossa difficoltà la squadra di Sacchi. Squadra di Sacchi che ritorna in campo con Batka, Galbiati, Soli, Zampieri e di nuovo Bonvecchio, che aveva conosciuto il campo nel primo tempo, mentre la Virtus risponde con Pacilio, Scibelli, Zizzola, Masic e Ballardini, che è il quintetto di partenza. Palla ricevuta dalla rimessa, battuta da Pacilio per Ballardini contro Soli. Vediamo dunque come comincerà questo secondo tempo. È molto importante per la Virtus riprendere il filo del discorso, rimanere agganciata un po' al treno di questa partita. Scibelli contro Zampieri, raddoppiata da Bonvecchio, lo scarico fuori per Pacilio, cerca una tripla complicata ma che ci può stare. Il rimbalzo in due tempi è di Galbiati, che va a ribaltare per Bonvecchio, subito il tiro a segno per la numero 16 di Broni, classe 94. L'abbiamo vista in difesa molto bene nel primo tempo contro Masic, riprende ovviamente da lì, difesa contro la numero 4 Pacilio, lo step back
dal palleggio, gran canestro di Sabrina Pacilio, giocatrice di esperienza immensa. Sabrina Pacilio, numero 8, classe 76 all'anagrafe, insomma. Pacilio che però ancora continua a dire la sua e come in questo campionato. Palla di Bonvecchio fuori per Soli che come sempre non si prende il tiro, va dal palleggio, scarica per Bonvecchio, riceve ancora Soli, stavolta sì dalla media e fa bene, la mette Soli e forse potrebbe prendersi qualche responsabilità in più Agnese Soli, giocatrice gran passatrice, giocatrice capace di spezzare le difese con la sua velocità, ma è giocatrice che ha anche una mano assolutamente educata. Masic fa una strada lunghissima ma arriva al canestro, ha circumnavigato praticamente tutta l'area e poi ha trovato con la mano mancina la sua favorita, chiaramente l'appoggio al vetro per il -1. Botta e risposta in questo avvio di secondo tempo, 8 minuti e 10 alla fine del terzo periodo. Batka forse commette falli, sì, passi scusate, è così l'infrazione della numero 12 che non sta giocando una buona partita, sicuramente tanta difficoltà per lei sia in attacco sia in difesa contro gli attacchi dal palleggio della Virtus, e chiaramente per Batka una partita in sofferenza, anche se ha dimostrato di essere pericolosa su entrambi i lati, anche con il tiro pesante che ad inizio partita aveva un po' creato problemi alla Virtus. Scibelli sta giocando una partita eccellente, per la prima volta la vediamo sui suoi livelli, sta facendo una partita davvero davvero di altissimo livello. Bonvecchio, palla per Galbiati, lo scarico sul perimetro per Soli, la palla profonda, linea di fondo per Zampieri, trova un gran canestro qua Zampieri, gran canestro per lei che riprende ancora dopo un primo tempo ottimo, riprende a macinare punti e cose positive. Palla adesso per Ballardini, Pacilio a ribaltare tutto per Masic, vuole la Virtus mettere in ritmo la sua numero 4, soprattutto cercando di anticipare la difesa e il piazzamento della retroguardia pavese, che adesso recupera palla, pasticcia l'attacco della Virtus, palla persa per le cagliaritane, 7 minuti 6 secondi alla fine del terzo periodo, vantaggio Broni 37-36 sul parquet di un palarestivo assolutamente caloroso. C'è davvero un bel clima quest'oggi nell'impianto, nella struttura geodetica cagliaritana, davvero contrariamente a quello che potrebbe far pensare il turno infrasettimanale e chiaramente l'orario lavorativo, davvero un clima molto molto interessante, diciamo così, qui al palarestivo, e chiaramente il punteggio e la partita che ne sta venendo fuori aiutano a aumentare l'entusiasmo verso la squadra di casa, che è importante per cercare di trascinare le ragazze di Unnello Schirru in partita, e non potrebbe essere altrimenti. L'abbiamo detto all'inizio della telecronaca, seguiva il riscaldamento in silenzio, braccia conserte, faccia serissima, segno della grande tensione che regna nello spogliatoio della Virtus dopo i primi risultati estremamente negativi. E adesso la prestazione, l'ottimo primo tempo ha rinvigorito una Virtus che però deve recuperare 4 punti, prova da 3 Masic, tripla di Mia Masic, tripla importantissima per lei, davvero fondamentale, ed è in questo momento il pregio per la Virtus è quello proprio di essere riuscita sempre a rispondere ai tentativi di allungo di Broni, che non è mai scappata via. Adesso il tiro dalla media di Zampieri, sbagliato, il rimbalzo pesante di Batka, palla per Galbiati, ancora Batka, il piazzato dalla media, pulito, l'esecuzione per Maya Batka e 2 punti molto molto pregevoli per lei, più 3 Broni a 5 minuti netti dalla fine del terzo periodo. C'è il fallo, anzi no, l'intercetto della difesa, non è fallo, quindi palla per la Virtus con altri 15 secondi per andare al tiro. La palla gestita da Ballardini dalla rimessa, vediamo che viene trovata Masic, stavolta contro Galbiati, in campo assieme a Zampieri, Bonvecchio, Batka e Soli. Pacilio per Zizola, solito tiro sporco dalla media per Zizola, continua ad avere grossi problemi di esecuzione. Masic deve cercare dal perno di liberarsi, una situazione molto complicata, contropiede, 2 contro 0 per Broni, appoggia al vetro facilissimo di
Virginia Galbiati, probabilmente la migliore in assoluto assieme direi a Zampieri finora per Broni. Pacilio, la palla nell'angolo per Scibelli, chiusa dalla stessa Zampieri. Masic riceve, va da Pacilio che prende subito il tiro, pulitissimo. Altra gran conclusione di Pacilio che suona la carica per la Virtus. -3 adesso per le bianco-blu con l'ottimo tiro di Pacilio, importante per rispondere al canestro facile subito da Galbiati. La palla adesso per Ballardini contro Soli, isolata Ballardini, sale Masic ancora contro Galbiati, cambio difensivo ormai operato da un paio di azioni per Broni. Ancora Masic, una gestione della palla pessima da parte di Mia Masic, 3 contro 2, lo scarico per Bonvecchio, appoggia il +5. Bonvecchio +5 Broni. Adesso Broni sente che è il momento per fare male, il momento per punire una Virtus probabilmente anche stanca, probabilmente anche incapace di riattaccare la spina dopo l'intervallo. Pacilio si arresta da 3 punti, la tripla che va storta e finisce fuori. La Virtus adesso deve ragionare, timeout obbligato per Nello Schirru, 4 minuti 23 secondi alla fine del terzo periodo. +5 Broni, 46-41, qualche istante di pausa e poi di nuovo in diretta per questa sfida del campionato di Serie 2 di basket femminile. Si riparte dal 46-41, vantaggio Broni, palla in mano, 44 minuti e 18 adesso con la palla gestita da Bonvecchio, la numero 16 ospite che va da Soli, nell'angolo riceve Galbiati, Batka in punta per ancora Bonvecchio, toccano tutti la palla per le ragazze di Sacchi. Soli penetra, va da Batka, deve trovare una conclusione, Batka scade il tempo ed è una difesa molto molto importante questa per la Virtus, che esce dal timeout con una grande prova collettiva sotto il suo canestro. Importante chiaramente la risposta anche psicologica da parte delle ragazze bianco-blu, perché in questo momento ogni possesso è fondamentale. L'abbiamo sentito anche dal timeout di Nello Schirru, molto accalorato, ha detto stiamo dando tutto, non possiamo regalare nulla, ha detto il coach cagliaritano. Bonvecchio, lancio lungo per Galbiati, di tocco per Zampieri, gran contropiede tutto in verticale di Broni, grande azione qua. Galbiati ha assolutamente dominato la scena in questo pomeriggio, sta dominando la scena. Mancano 3 minuti e 20 alla fine del terzo quarto. Gran canestro adesso di Mia Masic che si mette in proprio, si arresta e va con la sua morbida mano mancina a firmare il -5. Virtus attaccata con le unghie a questa partita. Il ribaltamento per Soli, riceve dal lato debole Zampieri, arrivando in posizione dinamica, alza la parabola, trova ancora il canestro. Adesso l'attacco di Broni sta facendo molto molto male alla Virtus. Palla gestita da Scibelli per Ballardini che ferma la palla, ricezione di Zizzola che va subito da Pacilio, dentro profonda per Scibelli, il tiro di Scibelli subisce il fallo di Zampieri, non è d'accordo la numero 15 ospite. C'è però il fallo ravvisato dal duo arbitrale odierno, gli arbitri che sono Marsico e Rubiera, entrambi della sezione di Roma. 2 liberi per Carolina Scibelli, entra in campo al posto di Bonvecchio adesso anche Enrica Pavia, protagonista nel primo tempo di alcune conclusioni sbagliate in serie, la uscita poi dal campo e dalla partita molto molto arrabbiata. Ritorna adesso sul +7 in favore di Broni. 2 minuti e 40 alla fine del terzo periodo, l'1-2 di una comunque molto positiva Scibelli, chiaramente anche lei in debito d'ossigeno in questo terzo periodo. Pavia va da Soli, la palla gestita da Zampieri, dentro per il taglio di Batka. Zampieri riceve nell'angolo, l'extra pass per Soli che si prende questa tripla molto storta, airball di Agnese Soli. E allora rimessa Virtus, cambio, esce Arianna Zampieri, gran partita per lei, l'abbiamo detto a più riprese, rientra in campo Angela Dettori, non una gran prova per ora per lei nel suo parquet. Scibelli non riesce a uscire dai
blocchi, bella difesa di Angela Dettori, adesso duellano in post basso, appoggia al vetro Scibelli, gran palla, gran canestro qua di Carolina Scibelli, poi dorme la difesa della Virtus nel rientro, dorme ancora aspettando, ancora pensando al canestro di Scibelli. Galbiati per l'ennesima volta riceve il lancio lungo sotto canestro, appoggia facile 2 punti. Questi sono canestri che la Virtus non può subire così facilmente, perché chiaramente si complica il suo tentativo disperato di rimonta. -6 Virtus, un fallo commesso di squadra da Broni, 0 invece per la Virtus. Zizola lotta, cade a terra, attenzione alla transizione di Broni con Pavia, rientra bene Pacilio, Pavia non riesce a liberarsi della 39enne di casa. Batka ha la partenza sul lato mancino, appoggia al vetro, fallo sulla numero 12, fallo commesso da Valentina Mura, dice non l'ho neanche toccata, ma insomma il divario fisico tra Batka e Valentina Mura è enorme. Fallo della numero 10, il primo fallo per lei, e dunque 1:22 alla fine di questo terzo periodo. Gita in lunetta per Batka, primo tentativo che va fuori bersaglio, dentro fuori per lei. A segno il secondo per Batka, 1:22 alla fine, rimessa affidata a Scibelli, la ricezione di Valentina Mura, pesta però la linea di fondo e c'è palla persa dalla Virtus, palla sanguinosa persa sotto il proprio canestro. Adesso la Virtus deve provare a rimanere a contatto, rimanere sulla partita. Stanno un po' mollando ovviamente le ragazze cagliaritane. Batka a scaricare nell'angolo da Pavia, la partenza energica sul lato destro, lo scarico per Batka, la tripla è lunga, il rimbalzo prezioso di Angela Dettori che poi va a scaricare da Galbiati, prova in qualche modo a salvare l'infrazione di metà campo, ci riesce ma lancia la palla sui piedi di Agnese Soli, palla che termina in fallo laterale diremmo così nel calcio, chiaramente rimessa per la Virtus. La palla gestita da Valentina Mura contro Agnese Soli. Valentina Mura adesso va a gestire questa palla, interviene Pavia, rischia Mia Masic, rischia il tecnico, scarica la palla sul parquet con forza. Mia Masic si lamenta ovviamente con se stessa, anche forse con la compagna Rea, di averle dato una palla molto complicata. Palla persa dalla Virtus, ennesima palla persa in questi ultimi minuti per le ragazze cagliaritane. Ultimi 50 secondi di questo terzo periodo, vantaggio 7 lunghezze per Broni, che adesso chiaramente ha molta più tranquillità dopo la gran sofferenza. Passaggio difficile di Galbiati per Batka, passaggio molto molto complicato, un'occhiataccia da parte di Sacchi alla sua numero 7 che ha cercato un passaggio davvero difficile. 35 secondi, Pacilio, ce ne sono 15 per la Virtus per andare al tiro. La ricezione di Zizola che va da Scibelli, pensa al tiro contro Dettori, riceve ancora Scibelli dopo il pasticcio di Zizola, alza questa parabola Scibelli, alla fine l'ultimo tocco è della difesa Broni. E allora altri 14 secondi per la Virtus per provare a rosicchiare qualcosina prima degli ultimi 10 minuti di partita. Ce ne sono 21 di secondi sul cronometro del terzo quarto. 14 ovviamente dalla rimessa per la Virtus. Masic fuori per Ballardini contro Galbiati, prova a ricevere Pacilio, non c'è la ricezione, arriva sì dalla linea del tiro da 3 punti, piedi però sul perimetro per Pacilio, sbaglia il tiro che era da 2, ci prova Zizola, riesce a prendersi 2 liberi molto molto importanti qua Eleonora Zizola, la 21enne di casa, che andrà in lunetta con 2 tiri liberi per provare, come detto, a ridurre lo svantaggio prima dell'ultimo periodo. 9 secondi alla fine del terzo quarto. Primo tiro libero per Zizola. Spalti del palarestivo davvero gremiti, atmosfera qui in via Pessagno molto molto gradevole, davvero ideale per giocare una partita di pallacanestro. A rimbalzo c'è il fallo ai danni di Angela Dettori, anzi no, c'è il tocco
della linea di fondo, probabilmente perché non viene ravvisato il fallo. È stata la lotta dopo l'errore, l'1 su 2 di Zizola, il fallo non ravvisato dagli arbitri, rimessa comunque per Broni, affidata a Ilaria Bonvecchio. Galbiati a ricevere contro Ballardini. Galbiati prova subito a correre, a prendere d'infilata la difesa. Il fallo di Ballardini, fallo netto, per la quale si autoaccusa subito Giada Ballardini. È il secondo fallo della partita della numero 14 di casa. 2 falli di squadra per entrambe. Vediamo ultimi 3 secondi di questo terzo periodo, vediamo come se la gioca Broni. Bonvecchio esce dai blocchi, Galbiati, andrà probabilmente Galbiati a prendersi il tiro, alza la parabola, non va. Il tiro della numero 7 che chiedeva anche un fallo timidamente, finisce col vantaggio di Broni, più 6, ed è un distacco assolutamente colmabile, assolutamente ottimo per la Virtus Cagliari contro la capolista Broni, che dunque è in vantaggio 53-47 prima dell'ultimo periodo. A tra poco. Di nuovo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, ultimo quarto di questa appassionante sfida tra Virtus Cagliari e Broni. Broni avanti di 6 prima di questi ultimi 10 minuti, tutti da vivere, 53-47, una partita che ha visto davvero l'equilibrio massimo, inaspettato, tra la prima della classe e l'ultima in classifica del girone A del campionato di Serie A2. Broni che va adesso a segno con 2 punti. Subito con Galbiati assolutamente dominatrice di questa sfida, palla gestita adesso da Mia Masic contro Pacilio. Dicevamo una partita che ha vissuto sull'equilibrio nel terzo quarto, l'allungo anche prevedibile di Broni, adesso la tripla di Masic, importante per la Virtus, meno 5, importantissima la tripla di Mia Masic, la palla gestita adesso da Bonvecchio che prova a buttarsi dentro, c'è fallo commesso, dovrebbe essere stato di Scibelli. Anzi no, di Pacilio, fallo di Pacilio, secondo fallo per lei sull'entrata di Bonvecchio. Bonvecchio che è ripartita in quintetto in questo primo quarto, in questo quarto periodo, scusate, assieme a Zampieri, Galbiati, Angela Dettori e Pavia. La tripla di Bonvecchio a segno, tripla ancora una volta che fa male alla Virtus, tripla di Bonvecchio e palla adesso gestita da Pacilio. Pacilio che va a spalle a canestro contro Galbiati, rischia l'infrazione di passi Pacilio, la palla poi persa dall'attacco della Virtus, va ancora in contropiede Galbiati e c'è il terzo fallo di Giada Ballardini. Terzo fallo per un'ottima Giada Ballardini, anche lei abbastanza stanca come Carolina Scibelli, ma insomma sono loro due che hanno trascinato fin qui la Virtus, che devono provare a guidarla verso un miracolo di cui ha bisogno la Virtus oggi. Spasticcia malamente qua Angela Dettori, finisce poi sul fondo, errore da parte della cagliaritana oggi avversaria contro la sua Virtus Cagliari, laddove è cresciuta. La palla gestita da Sabrina Pacilio adesso, a differenza dell'abitudine che vedono già da Ballardini, lo scambio proprio tra le due giocatrici, il taglio di Zizola, c'è però ancora una volta la palla persa dall'attacco e allora si dovrà riprendere con la palla in mano per Broni. 2 falli di squadra per la Virtus, situazione falli chiaramente importante in questa partita. C'è la palla che termina sul fondo adesso dalla parte opposta. L'ultimo tocco è stato della difesa, allora Broni avrà 10 secondi per provare ad andare di là e cercare una conclusione. Vantaggio abbastanza rassicurante adesso per Broni, 8 punti, chiaramente molta più tranquillità per le ragazze pavesi, che però se la sono vista brutta. Arriva
il canestro da 2, ma comunque molto molto importante, molto pesante per in positivo per Broni, in negativo per la Virtus. 10 adesso i punti da recuperare per le cagliaritane. Chiaramente diventa complicato ora risalire la corrente, ma Virtus che deve provare a giocare palla su palla come ha fatto dall'inizio di questa partita, per comunque ottenere un risultato che al di là del punteggio dovrà dare nuova linfa e morale al gruppo cagliaritano. E questo deve essere chiaramente lo spirito visto oggi, deve essere quello che deve animare una Virtus fin qui assolutamente gravemente insufficiente nel campionato di Serie A2. Allora partita come questa, al di là del punteggio, devono in qualche modo segnare la strada per il gruppo isolano. Broni che probabilmente, lo chiederemo chiaramente anche ai coach Sacchi, probabilmente ha un pochino sottovalutato l'impegno, ha pagato dazio dal punto di vista dell'approccio mentale. Adesso ha ripreso in mano il filo del discorso e sta facendo valere la sua legge. Lo scarico per Pavia, c'è però il fallo proprio sullo scarico, fallo che dovrebbe essere stato commesso su Bonvecchio, fallo della difesa che lascia dunque 14 secondi all'attacco del Broni per concludere. Attenzione a Pavia che si prende una linea di fondo assolutamente positiva, poi però non trova lo scarico. Il ribaltamento di Masic per Ballardini, Zizzola riceve, non sa bene cosa fare di questa palla, alla fine scarica per Pacili. Oggi sono 10 secondi per l'attacco Virtus, prova a divincolarsi Pacilio dalla marcatura di Galbiati, il fallo proprio di Virginia Galbiati, e allora saranno altri stavolta 14 secondi per l'attacco Virtus con la ricezione di Ballardini, nonostante il tocco della difesa proprio di Galbiati. La palla dentro per Scibelli, chiusa completamente Scibelli, subisce il fallo la numero 17 di casa, perde anche una lente a contatto qui Carolina Scibelli nel contatto con Zampieri che ha commesso fallo. Tutto a posto per Scibelli, e allora può andare in lunetta con altri 2 tentativi della giocatrice che per la Virtus è andata maggiormente in lunetta, segno dunque della gran prova della numero 17 bianco-blu, non precisa però ai liberi Scibelli, che chiaramente si rammarica per questa sua ennesimo 1 su 2, errori che comunque pesano nel computo. Virtus che comunque prova piano piano a rosicchiare qualcosa, meno 7 per le cagliaritane, palla per Bonvecchio che attacca Ballardini, le chiude la strada la numero 14 di casa, poi Zampieri prova a buttarsi dentro, palla direttamente nel campo per destinazione, palla persa da Broni che rimanda in campo Batka e chiama fuori Angela Dettori. Non riesce Angela Dettori a giocare una partita troppo positiva qui al Palarestivo, ancora una volta panchina per lei, che aveva iniziato invece in quintetto il quarto conclusivo di questa partita, che adesso entra nella fase decisiva, ultimi 6 minuti. Scolliniamo in questo momento, palla gestita da Pacilio, dentro per Scibelli, spalle a canestro dal post basso, a segno Scibelli. Adesso la Virtus è tutta sulle spalle della numero 17, classe 86, che sta davvero facendo la voce grossa, sta col cuore tenendo alto il nome della Virtus. Galbiati tripla, pesante l'esultanza di Galbiati, segno di quanto sia importante questo canestro, davvero che fa male alla Virtus, e Broni qui è stata brava a trovare un canestro davvero davvero letale per le cagliaritane. Masic si butta ancora dentro, perde la maniglia, perde palla, Galbiati dentro contro Pacilio appoggiando al vetro. Galbiati, giocatrice eccellente, la palla ricevuta da Masic a metà campo, raddoppiata da Pavia e Bonvecchio, e quindi il gioco maglia chiamato da Ballardini contro Bonvecchio.
c'è Galbiati contro Omasic, la ricezione ancora una volta abbastanza profonda di Scibelli e un altro fallo subito da Carolina Scibelli. Gran partita per lei, davvero, non ci stanchiamo di ripeterlo, sta da sola quasi tenendo impegnata la difesa e soprattutto conquistando punti e falli, sta tenendo pericoloso l'attacco della Virtus, che ha chiaramente problemi di energia. Time out in campo chiamato da Nello Schirru, vuole parlarci su 4 minuti 52 secondi alla fine della partita, più 10 Broni grazie a una tripla di Galbiati che ha assolutamente spezzato l'inerzia positiva che la Virtus aveva trovato. Tra poco di nuovo in diretta su direttasport.it. Quattro minuti 52 secondi alla fine del match, la tripla di Masic, lunga il rimbalzo cercato da Scibelli, il fallo di Galbiati probabilmente su Scibelli. E bonus raggiunto da Broni, ancora grazie, guarda caso, a Scibelli, che va ancora in lunetta. La numero 17 non perfetta, l'abbiamo detto, ai liberi durante questa partita, stavolta segna il primo libero, cosa che non gli era successa e non era riuscita nella precedente gita in lunetta. Ancora Scibelli col secondo libero, dentro fuori, è sempre 1 su 2 per lei. Importante difesa adesso, è la difesa che dovrà guidare la Virtus a cercare la riconquista della palla, portare Broni a perdere qualche pallone in più per poi cercare chiaramente la rimonta. E di nuovo in campo Dettori con Batka che subisce il fallo di Zizola, protesta Zizola, ma il fallo su Batka qui sembrava abbastanza netto. Quarto fallo di squadra per la Virtus, il gita in lunetta per Maja Batka. Sbaglia il primo libero Maja Batka, intanto da segnalare anche la presenza sugli spalti di tante ragazze del San Salvatore, anche Marcello Vasapollo, responsabile basket del CUS Cagliari. Chiaramente il mondo cestistico cagliaritano non ha voluto mancare a questo appuntamento, sempre bello comunque vedere partite di questo livello, vedere all'opera le formazioni isolane contro squadre della penisola. E oggi, contro tutte le aspettative, è venuta fuori una gara comunque sui binari dell'equilibrio fino alla fine, una partita assolutamente gradevole che sta mettendo in mostra l'ottimo, ma questo era noto, livello di Broni, formazione costruita per vincere questo campionato, ma anche la grande attitudine di una Virtus che non vuole mollare. Adesso si prende questo fallo Zizola, fallo di sfondamento, fallo dunque fischiato contro l'attacco, protesta Pavia contro il signor Rubera, esce dal campo adesso Bonvecchio, complimenti alla panchina del suo coach per il contributo sui due lati del campo. In campo adesso c'è Pavia con Soli che ritorna in campo assieme a Galbiati e Batka e Angela Dettori. Perde palla ancora una volta l'attacco della Virtus su questo ribaltamento, l'intervento prima di Galbiati, poi l'ultimo tocco involontario dell'attacco virtusino. Pavia fino in fondo appoggiandosi al vetro in maniera molto complicata, raccoglie però questa palla dalla spazzatura Batka e appoggia al vetro. Il più 11, 56 a 67 il punteggio sul tabellone, vantaggio per la formazione ospite. Il fallo in attacco fischiato contro Scibelli, stavolta il fallo è suo, cambio adesso chiesto da coach Sacchi, che rimanda in campo una Arianna Landi che ormai da diversi minuti era seduta in panchina. Esce Pavia, in campo adesso Galbiati con Landi, Batka, Soli e Dettori. Galbiati si butta dentro, trova Scibelli che va a spostarsi all'ultimo momento sulla linea di penetrazione di Galbiati. Arriva infatti il fischio e dunque 2 liberi per Galbiati, sicuramente trascinatrice delle lombarde.
Fallo fischiato appunto a Scibelli, pronta a rientrare in campo Mastio, che ha avuto abbastanza poco minutaggio quest'oggi, più 13 scusate, adesso il punteggio 69-56 in campo Mastio contro Zizola. Ora la Virtus deve provare a mantenere il divario, mantenere il risultato su un binario accettabile. Chiaramente il punteggio è l'ultima cosa che conta quest'oggi, era importante non prendere un'imbarcata, la Virtus deve soprattutto cercare questo e deve chiaramente cercare di chiudere bene per trovare una risposta positiva per il futuro, per il proseguo di questa difficilissima stagione. Fallo subito adesso da Pacilio, che andrà in lunetta, gioco adesso molto spezzettato con la situazione falli per entrambe le squadre in bonus, 2 liberi per Pacilio. Ricordiamo che siamo in diretta su direttasport.it, sardegnasport.com, dove potete trovare tutte le informazioni sullo sport sardo, dei sardi, tutte le ultime novità dal mondo del Cagliari Calcio, chiaramente la Serie A con la sfida di La Spezia domenica pomeriggio, sfida che i ragazzi di Rastelli stanno preparando con molte defezioni, tutte le ultime su sardegnasport.com, ma c'è anche chiaramente la Dinamo Sassari con la sfida di Eurolega alle porte, quella contro il Bamberg in programma venerdì, e quindi davvero tante notizie, tante interviste, approfondimenti dal mondo dello sport sardo su sardegnasport.com. Torniamo in cronaca con Ballardini che riesce a recuperare questa palla preziosa per Pacilio, che poi sbaglia un canestro facilissimo. Era importante per lei questo canestro, era importante per portare a -9 le sue compagne, adesso sempre -11 Ballardini. Ricezione complicata per Scibelli, chiuso completamente l'orizzonte davanti a sé, trova però un gran passaggio, un gran scarico Scibelli per Mia Masic, che costringe al time out il coach ospite Roberto Sacchi. Non è finita questa partita, 2 minuti 22 secondi, vantaggio Broni 69-60 più 9, qualche istante di pausa, poi di nuovo in diretta. Si riprende a 2 minuti e 20 secondi dalla fine del match, vantaggio Broni 69-60 in casa della Virtus Cagliari. Broni con la palla in mano, con Zampieri dentro per lei, il passaggio di Soli che poi riceve, va ancora Zampieri, giocano a 2, la numero 7 e la numero 15, poi Zampieri rischia l'infrazione di passi, appoggia il vetro in maniera molto complicata, il rimbalzo di Soli che sbaglia da sotto, arriva il fischio del signor Marsico, il fallo di Giada Ballardini e il fallo numero 4, anzi il quinto per Giada Ballardini, avevo sbagliato i conti. Il fallo della numero 14 di casa, che deve dunque uscire dal campo. In campo fa il suo esordio Laura Bettoli. Due su 2 per Agnese Soli, è 71-60 il punteggio a favore di Broni, che ha adesso il controllo della partita. Si butta dentro Pellegrini Bettoli, la palla per Scibelli che manda via le compagne. Pacilio intanto è caduta a terra accidentalmente contro Zampieri. Scibelli si mette in proprio una volta di più e prende altri 2 tiri liberi. Ennesima gita in lunetta per Carolina Scibelli, che forse segnando qualche tiro libero in più avrebbe potuto mantenere le sue ragazze leggermente più a contatto, ma davvero stiamo parlando di briciole, di dettagli in una partita dove la Virtus non ha nulla da rimproverarsi. Davvero pochissime le situazioni in cui la Virtus ha sbagliato e nell'arco di 40 minuti ci sta chiaramente il passaggio a vuoto difensivo, l'errore sulla transizione o la dormita che c'è stata in qualche circostanza, ma insomma difficile mantenere la concentrazione massima per tutti i secondi di partita. La Virtus lo ha fatto quasi per intero e come detto è una partita che potrà dare alle ragazze di Schirru la consapevolezza di poter stare in questo campionato. L'ha detto anche nel preparita il presidente Riccardo Fava
Non è questa la partita dove dobbiamo fare i punti, è la partita però dove dobbiamo dimostrare di avere la voglia di lottare, la voglia di applicarci, la voglia di dare tutto fino all'ultimo secondo, e la Virtus oggi lo ha dimostrato, riuscendo a tenere in partita fino, direi tuttora, la capolista che adesso scappa via chiaramente con un'altra gita in lunetta per Agnese Soli. Ultimo minuto e 27 alla fine della partita, palla gestita ancora da Agnese Soli, 2 su 2 per lei, fallibile dalla lunetta, 73-60, ancora 2 punti per la numero 17 ex Cuscagliari. Circolazione perimetrale per la Virtus, Masic deve andare a destra laddove non è sicuramente a suo agio, l'abbiamo detto. Pacilio si gira, chiuso lo spazio per lei, si va ancora ad Ascibelli, ormai l'attacco Virtus è monotematico, palla da Ascibelli e speriamo. La palla persa da Galbiati, c'era probabilmente stata la spinta di Mia Masic, non è così secondo il signor Rubera, e allora palla recuperata dalla Virtus con 1 minuto e 3 secondi per chiudere questo match, partita che volge al termine. Broni avanti di 13, ancora qualche protesta da parte delle ragazze lombarde per quest'ultimo fischio, ma insomma ormai il risultato è acquisito. Chiaramente Broni si aspettava di fare una gita di piacere qui a Cagliari, non lo ha fatto, ha sofferto per direi tutta la partita. Chiaramente nel terzo periodo è arrivata la scossa decisiva, l'allungo che ha permesso di tenere il vantaggio tra le 7 e 10 lunghezze, un vantaggio di sicurezza che ha permesso quindi poi a Broni di gestire e giocare con quella tranquillità che nel primo tempo non aveva mai trovato. Fallo subito adesso da Masic, la penetrazione della numero 4, ancora una volta andando a sinistra, arriva il quinto fallo per Maja Batka. E allora al suo posto entra Angela Dettori, gli applausi della sua panchina per Batka. In lunetta va Mia Masic, 2 liberi per lei, 52 secondi alla fine del match. Primo tentativo a segno per lei, Virtus che chiude questa partita con Pacilio, Pellegrini, Bettoli, Masic, Mastio e Scibelli in quintetto. Broni che invece in campo ha Galbiati, Zampieri, Soli, Dettori e Landi. C'è però il time out in campo chiamato da Sacchi. Ultimi 52 secondi di partita, Broni avanti di 11 lunghezze, 73-62 contro la Virtus Cagliari, che adesso deve difendere. Virtus che vuole ovviamente chiudere bene, vuole fino in fondo onorare questo impegno e coronare una gran prestazione, magari anche riducendo il gap che poi è quello che rimane sui tabellini. Fallo adesso di Mastio ad iniziazione su Zampieri, protagonista di una gran prova Zampieri, gran prova per il capitano della OMC Cingoli, che trova dunque il 6° successo consecutivo su 6 partite in questo inizio di stagione. Broni che comanda dunque la classifica davanti a, tra le altre, anche il San Salvatore di Fabrizio Staico, la formazione Selargina, che dopo la sconfitta iniziale contro il Sanga Milano ha inanellato 4 vittorie in fila. La palla adesso gestita da Agnese Soli, il fallo di Mia Masic, fallo che manda ancora in lunetta Agnese Soli, e nell'ottica precedente di cui abbiamo parlato in precedenza, chiaramente questo non va molto a genio alla panchina, tant'è che si è sentito un lasciala, nel senso di lasciala andare, evitiamo di regalare punti a cronometro fermo alla OMC, che ancora una volta va in lunetta con Agnese Soli, scava un solco che adesso raggiunge le
15 lunghezze, 26 secondi, non può andare fino in fondo la Virtus, palla gestita da Laura Pellegrini, quintetto con Mastio, Scibelli, Masic e Pacilio per chiudere questa partita, mentre è entrata in campo anche Sofia Savini, classe 98 nella Broni, palla gestita da Scibelli, 3 tentativi sotto canestro, c'è forse anche il fallo subito da parte di Scibelli. Ultimi secondi di questa partita, finisce dunque 77-64, vittoria di Broni che porta a casa dunque 2 punti al termine di una partita estremamente sofferta che è rimasta in bilico per buona parte dei 40 minuti. Io adesso raggiungo ovviamente il centro del campo con l'aiuto anche della telecamera guidata da Andrea Farris. Andremo a prendere i 2 allenatori e le protagoniste in campo. Aspettiamo che coach Roberto Sacchi vada a salutare gli arbitri e le sue ragazze. Abbiamo poco tempo per prendere l'aereo. Coach, una partita più sofferta del previsto, sì. Perché sottovalutata, merito alla Virtus? Beh no, diamo merito alla Virtus perché hanno fatto una signora partita, perché noi non sottovalutiamo nessuno, poi non so se cosa entra nella testa delle ragazze. La Virtus che comunque secondo me ha un quintetto che non ha niente da invidiare alle altre, ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto il contrario di quello che dovevamo fare, senza attenuanti né niente, siamo in giro da stamattina alle 5, abbiamo giocato un orario per noi improponibile con un clima pazzesco, però questo nulla toglie alla prova della Virtus, buona, e alla nostra prova assolutamente sotto le aspettative, però l'importante erano i 2 punti, che è quello che avevo chiesto alle ragazze, e quello l'abbiamo ottenuto. Per chiudere, al di là appunto della prestazione che ha ben sintetizzato, la cosa fondamentale credo sia stata quel paio di canestri nei momenti più complicati in cui siete riusciti a spegnere la loro inerzia. Sì, ma perché noi poi abbiamo questa, non saprei neanche come chiamarlo, ma capacità che in ogni momento acceleriamo, ed è la cosa che a me fa più arrabbiare, però è anche la cosa che è un po' la nostra forza, che sappiamo che in 2-3 minuti possiamo accelerare, trovare quei 2-3 canestri in un certo modo, però oggi è andata così, magari quando conta non va sempre bene, ti ripeto, oggi per come è andata e sapevamo comunque cosa ci aspettava, arriviamo da un tour de force incredibile, domenica ne abbiamo un'altra, per il fatto che abbiamo anticipato questa partita era portare a casa i 2 punti, li abbiamo portati a casa, adesso prepariamo la partita di domenica e poi abbiamo 2 settimane di riposo perché ne abbiamo talmente bisogno che è fondamentale questa pausa. Allora, grazie mille a coach Sacchi, ovviamente buon rientro a casa. Presidente, una gran prova era quello di cui c'era bisogno, davvero oggi solo applausi. Certamente, abbiamo avuto modo di constatare che questa squadra di Broni è prima in classifica per qualche motivo. A noi ce l'abbiamo messa tutta, le ragazze hanno fatto una bella prova, anzi abbiamo visto grandi margini di miglioramento. Siamo soddisfatti per quello che si può essere soddisfatti, sempre pur perdendo di 13 punti come abbiamo perso, però abbiamo visto dei netti segni di miglioramento, speriamo che sia un proseguo e anche un buon auspicio per migliorare. Ci ha sperato per qualche istante di vincere questa partita? Ho sperato che potessimo finire le partite con 3 tempi, magari forse con 2 insomma, avremmo avuto più chance. Purtroppo durano 4 tempi, alla lunga loro hanno dimostrato di essere superiori, non un gradino ma anche di più. Comunque le nostre ragazze hanno avuto degli attimi di poca lucidità e quindi poi alla fine abbiamo pagato il conto. Loro sono una squadra più completa. La risposta più importante da questo pomeriggio direi che è la conferma che c'è il gruppo e che c'è la voglia di lottare, no? E chiaramente poi una prestazione del genere è facile farla contro Broni dove non hai nulla da perdere, adesso ci vorrà la risposta nelle partite dove ci sono i 2 punti che pesano. Certo, già dalla prossima partita con Albino, che è una squadra sicuramente più abbordabile diciamo, di Broni. Già nella prossima partita di Albino mi aspetto di vedere un comportamento simile, insomma. Abbiamo dimostrato che se vogliamo crederci possiamo giocare fino alla fine, anche se poi le difficoltà ci sono e cercheremo di ottimizzare e di migliorare sempre di più. Però già con la partita prossima sono sicuro che potremo sperare di poter ottenere qualche punto. Grazie mille al Presidente, vedo all'orizzonte coach Nello Schirru, lo vado subito a chiamare in chiusura di questa diretta, ci avviciniamo leggermente a favore delle telecamere. Coach,
oggi solo applausi abbiamo detto col presidente. Sì, oggi hanno giocato bene. Diciamo che quei passetti che abbiamo fatto anche nelle partite precedenti, oggi forse l'abbiamo fatto meglio delle altre partite. L'unica cosa è riuscire a crederci noi stessi, perché quando siamo arrivati lì nel terzo tempo ed eravamo pari, dovevamo continuare a lavorare e lì qualche pallone perso di troppo ci ha precluso di stare in partita sino alla fine. Però questo deve essere il passo giusto, perché ad Albino e a Bolzano dobbiamo arrivare per vincere le partite, perché quelle possono essere alla nostra portata. Questa onestamente era difficilissima, però c'eravamo e quindi sono contentissimo. La risposta più importante, dicevamo col presidente oggi, è il fatto che si sia vista la qualità di una squadra, qualità morale, qualità tecnica, cioè il fatto che c'è qualcosa in questo gruppo. E il problema è che dobbiamo capire che purtroppo un passo per volta va fatto. Noi siamo 5 giocatrici completamente nuove da assemblare, qualcuna con qualche problema fisico. È ovvio che non è semplice, però pian pianino ci dobbiamo arrivare, ci dobbiamo riuscire. Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti e io mi auguro che si continui così. Qual è stata la cosa che più la rende orgoglioso di quello visto oggi? E magari anche la cosa che più la fa arrabbiare? No, arrabbiare non più di tanto, però persone come, faccio il nome una su tutte, che è Scibelli, che sta giocando veramente in condizioni proibitive, è quella che dà l'anima. Io quando vedo una giocatrice di quel tipo fare determinate cose, io non posso che applaudirla e mi auguro, spero che sia ad esempio alle altre compagne, specie le più giovani che giocano meno e che devono solamente imparare da determinate situazioni. Ecco, questo è il giusto, è quello giusto che devo dire a una giocatrice che lavora in un determinato modo. Allora, grazie a coach Nello Schirru, ovviamente in bocca al lupo, ha ribadito quello che avevamo già detto in telecronaca, una grande Carolina Scibelli, prestazione estremamente positiva per lei. L'unico dettaglio, forse l'imperfezione ai tiri liberi, dove è andata con grande costanza proprio in virtù della sua grande prestazione, ma una Virtus che oggi ha fatto davvero commuovere in certi frangenti, ha tenuto testa alla capolista, una squadra di un altro pianeta per le cagliaritane. Noi andiamo a chiudere questa diretta dal Palarestivo di Cagliari, ribadendo il punteggio, la vittoria di 13 lunghezze del Broni in casa della Virtus Cagliari di Nello Schirru. Broni che dunque prosegue il suo percorso netto in campionato, 6 vittorie su 6 partite, Virtus che invece rimane a 0 punti, ma con una buona dose di fiducia da questo pomeriggio cagliaritano. Io vi rimando a tutti gli appuntamenti su direttasport.it, chiaramente tutti i contenuti, gli approfondimenti, le interviste su sardegnasport.com. L'augurio di un piacevole pomeriggio e di una felice serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre